Codogno è un luogo simbolo sia perché è stato il primo colpito, ma anche per la capacità con la quale la nostra struttura pubblica ha saputo reagire organizzando diagnosi, cure con una modalità che deriva a Codogno da una solida competenza in questo ambito, quindi emergenze-urgenze. Oggi appunto è una giornata importante perché inauguriamo la terapia intensiva che è completamente rinnovata dal punto di vista dell'impiantistica, delle attrezzature, con i sistemi più avanzati in connessione con l'ODI. Stiamo puntando molto sulle terapie intensive, è l'attenzione che Regione Lombardia vuole avere per affrontare eventuali future emergenze. Qua c'è anche l'attenzione rispetto alle liste d'attesa. Da maggio è aperto nei giorni festivi un servizio di TAC, c'è anche stato istituito la possibilità di visite ambulatoriali cardiologiche nei giorni prefestivi. Le aperture festive, prefestive e serali delle radiografie, mammografie e TAC sono pensate ovviamente per i lavoratori, ma in modo particolare anche per le lavoratrici, e quindi il tema dell'attenzione alle donne è sicuramente un tema rispetto al quale stiamo cercando di mettere in atto tutte le politiche che possono appunto prevenire, diagnosticare meglio e curare meglio. In questo pronto soccorso alla fine di febbraio del 2020 è stato ricevuto il primo paziente con il Covid. È cambiato tutto da allora e ci troviamo in un contesto completamente differente. È cambiato tutto da allora e continua a cambiare sistematicamente. Questi 2 anni e oltre hanno presentato uno scenario continuamente diverso in divenire. Abbiamo imparato molto soprattutto sulla necessità di non avere schemi mentali rigidi, sulla flessibilità organizzativa e sulla capacità di guardare i segni del cambiamento e cercare di prevenirli con il maggior margine d'anticipo possibile. Abbiamo imparato molto anche sulle modalità con cui bisogna gestire le risorse, l'importanza delle risorse, l'integrazione, l'adeguatezza e la versatilità. La ristrutturazione di questo reparto è stata fatta in linea con queste idee e pensiero. Dopo il Covid, sulla base dell'esperienza, abbiamo implementato con tecnologie nuove, viene in mente la sostituzione renale, la possibilità di curare il paziente con ARDS da Covid e non da Covid con l'ossido nitrico, grazie appunto all'implementazione dei macchinari, ma soprattutto anche alla crescita professionale sia dal punto di vista medico che soprattutto infermieristico, che è diciamo il fulcro nella gestione di queste nuove terapie, di questi nuovi macchinari. Qui è stato preso in carico e curato il primo paziente che si è ammalato di Covid in Italia, Mattia Maestri. Ritornare dove tutto è iniziato è stato sicuramente un'emozione forte. Le innovazioni tecnologiche che sono state implementate negli ultimi 2 anni hanno permesso di iniziare un percorso di completamento della specializzazione anche infermieristica sull'assistenza del paziente. Abbiamo implementato sia competenze tecniche che teoriche, tutto in funzione anche di migliorare l'assistenza infermieristica memori dei 2 anni passati del Covid, che hanno sicuramente insegnato molto, hanno messo in luce degli aspetti che potevamo migliorare. In questi 2 anni siamo riusciti a implementare le competenze per poter competere con le altre terapie intensive.